330 le case di riposo e di cura ad oggi monitorate nel Veneto con test rapido e successivo tampone per la diagnosi. Con i suoi 34.355 anziani ospiti registra tra i 26.368 monitorati positivi al Covid-19 il 5,8% dei casi. Percentuale che quasi si dimezza con il 3% dei positivi invece tra i 30.137 operatori, tra dipendenti ospedalieri e addetti alle pulizie e servizi mensa. Percentuale in entrambi i casi che rappresentano esattamente la metà del dato nazionale, come riportato nelle scorse ore dall'assessore di reparto dall'unità di crisi di Marghera. Abbiamo un dato che è quasi al 100%, adesso vi spiego perché. Ci sono 3 aziende che sono un po' in ritardo, che sono, e ve lo dico subito, le 2 vicentine, quindi la 7 Pedemontana, la 8 Berica e la 9 Scaligera. Le altre invece, quindi dalla 1 alla 6, insomma quindi dalle Dolomiti fino alle Euganee, hanno già fatto i tamponi sul 100% degli ospiti e dei lavoratori, che ricordiamo sono gli operatori diretti ma anche quelli non diretti all'interno delle strutture. Ad oggi resta sempre drammatica la conta dei decessi complessivi, con la maggioranza che tristemente si registra proprio nelle case di riposo. Quindi rispetto ai decessi complessivi, 391 sono i decessi all'interno delle strutture per anziani. Di questi, insomma, non abbiamo la contabilità proprio precisa, ma circa 150, dai 150 sono decessi in ospedale, 150, 180, il rimanente in strutture, più o meno un po' più, diciamo un 60% in strutture e un 40% in ospedale, insomma più o meno è così la percentuale.